quanta gente ci sta? Buonasera a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, la notizia politica di questo pomeriggio è che l'avvocato di Volturara Appula, Giuseppe Conte, e il gruppo politico di cui è illuminata guida il Movimento 5 e il gruppo politico di cui è illuminata guida il Movimento 5 Stelle si astiene sulla macelleria islamica, perché questa è la sintesi della notizia. Poi indaghiamo le motivazioni, i rigori, le polemiche contrapposte. L'essenza della cosa che è andata in scena è che in Commissione Giustizia del Senato si votava una mozione bipartisan, nelle intenzioni, nella logica elementare, nell'umanità direi elementare, di condanna all'orrenda mattanza, non è neanche più repressione, il macello indiscriminato di civili che sta andando in scena, messo in scena dalla teocrazia totalitaria degli ayatollah, i componenti 5 Stelle si sono astenuti su questa risoluzione di condanna dell'Iran, il cui testo, tra le altre cose, impegnava il governo a promuovere, d'intesa con i partner dell'Unione Europea, iniziative urgenti volte a ottenere la cessazione dell'uso sproporzionato della forza, degli arresti arbitrari e delle violenze nei confronti dei manifestanti e dei soggetti più vulnerabili, con particolare attenzione alla tutela delle donne e dei minori. Sì, perché i pasdaran e i loro sgherri stanno sparando nella nuca a ragazzi e ragazze minorenni nelle strade iraniane ogni minuto che passa. Sostegno ovviamente bipartisan, astensione dei parlamentari a 5 Stelle componenti della Commissione Giustizia. Ora, l'astensione è un legittimo metodo di tattica politica parlamentare, va in scena quotidianamente, non so, su dei commi della finanziaria, quando si vuole mandare un messaggio politico, sull'ordinarietà parlamentare, ma astenersi su un tema così dirimente per impatto esistenziale, morale, simbolico, storico, è quasi un controsenso astenersi su questo tema, cioè o stai con i ragazzi iraniani nelle strade o stai con gli ayatollah che li sparano addosso. È difficile astenersi di fronte a questa alternativa. Ovviamente ci ha informato Giuseppe Conte, ma li crediamo anche che non si sono astenuti non perché non condividono le ragioni della protesta, ci mancherebbe, ma leggiamo. Oggi c'era la risoluzione sull'Iran al Senato che noi avremmo votato insieme alle altre forze politiche, visto che siamo al fianco di chi si ribella al regime iraniano, che abbiamo sempre condannato per come soffoca la libertà e reprime nel sangue il dissenso. Quindi il problema non sussiste, direbbe un ingenuo. No, invece l'avvocato avvezzo a trattare la geopolitica come tratta i cavilli probabilmente ci dice quanto segue. Avevamo chiesto una cosa semplice: mettere nero su bianco in quel testo la nostra contrarietà ad azioni militari unilaterali condotte fuori dal quadro del diritto internazionale. Il quadro del diritto internazionale, che è un flatus vocis in questo momento nella mattanza che va in scena in Iran e che non è certo qualcosa che da solo può fermare gli ayatollah. Serve una forza che puntelli questo diritto internazionale. Consigliamo su questo a Giuseppe la visione di un film che è nelle sale dalle vacanze di Natale, Norimberga, che racconta la storia del famoso processo, un momento di diritto in cui i gerarchi nazisti erano alla sbarra. Ma perché erano alla sbarra? Perché erano stati prima sconfitti militarmente, con la forza. Vanno sconfitti con la forza gli ayatollah, se si vuole davvero e non nella narrazione stare con i ragazzi e le ragazze iraniane. Comunque andiamo avanti. Ci hanno detto di no, quindi abbiamo deciso di astenerci pur condividendo il resto della risoluzione. L'assenza di quel passaggio è per noi fondamentale. Cioè era fondamentale per Giuseppe e i suoi mettere la contrarietà a un'iniziativa americana che turbi questo edificante status quo, ci mancherebbe. Andiamo al finale del ragionamento di Giuseppe. La comunità e gli organismi internazionali hanno tante leve da usare sul fronte economico e diplomatico per cambiare le cose. Sì, la comunità e gli organismi internazionali hanno dei bei precedenti in tema di rapporto con la teocrazia totalitaria assassina degli ayatollah, a cui ricordiamo per inciso qualche tempo fa, si era all'indomani del 7 ottobre,
che ha in quella teocrazia totalitaria il mandante e la sponda logistico-finanziaria, l'ONU diede alla Repubblica Islamica dell'Iran la presidenza del forum sui diritti umani delle Nazioni Unite. Ma che cosa possono fare questi organismi internazionali? Non si sa. Comunque formalmente si sono astenuti, quindi la notizia politica è oggettivamente questa: l'astensione dei 5 Stelle sulla risoluzione di condanna allo scempio iraniano. E il silenzio assordante, lo sentite, il silenzio assordante di Elly Schlein sui suoi compagni di strada. Grazie a tutti, a domattina.